Ad aprile la produzione industriale ha fatto segnare un arretramento del 26,1% rispetto a marzo, quando il calo sul mese precedente era stato del 25,4%. Lo rileva il centro studi Confindustria. Nel primo trimestre 2020 la flessione è stata del 7,5% rispetto al trimestre precedente. Gli ordini in volume ad aprile sono scesi del 44,6% su base mensile. A marzo la flessione era stata del 23,7%. 1,5 milioni all'ospedale Sacco di Milano, in prima linea per l'emergenza Covid, grazie alla raccolta fondi Insieme ce la faremo, avviata il 4 marzo da Banca Mediolanum. In soli 2 mesi i fondi della raccolta, insieme con i contributi donati direttamente da Banca Mediolanum, hanno permesso all'ospedale Sacco di acquistare 5 macchinari di alta diagnostica destinati al reparto microbiologia, virologia e bioemergenze, che sono già operativi. Fiera Milano rilancia su convegni, eventi, corsi di formazione e opportunità di networking per manager e aziende alla luce del nuovo contesto imposto dall'emergenza Covid-19. Attraverso la società del gruppo Fiera Milano Media e alla sua divisione interna Business International, Fiera Milano rivoluziona la sua offerta formativa e convegnistica in un hub digitale di eventi in live streaming dedicati al mondo del top management e supportati da partnership internazionali. Sul versante dei summit e delle conferenze sarà proposto un format online rinnovato che offre la possibilità a un numero alto di partecipanti di accedere virtualmente e interagire. Salini in Pregilo cambia nome e diventa WeBuild. Il nuovo gruppo, dopo l'integrazione con Astaldi, impiegherà circa 70.000 lavoratori diretti ed indiretti a livello globale, 130.000 con l'indotto. Solo in Italia WeBuild arriverà a contare 11.000 dipendenti diretti ed indiretti, con un totale di circa 25.000 persone occupate considerando l'intero indotto. Il gruppo si dice pronto a dare il suo contributo per riattivare l'economia italiana, nell'ambito di un piano di investimenti in infrastrutture in grado di creare da subito migliaia di posti di lavoro.